Buon pomeriggio cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Proseguiamo la lettura de I segreti di Taverner, dottore dell'occulto, ad opera di Dion Fortune. Siamo arrivati alla prima parte del racconto L'anima che non avrebbe voluto nascere. Vediamo come conclude questa storia. Bene, mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti, iscrivetevi al mio canale YouTube, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie sempre per il vostro sostegno. Continuiamo. La osservai. Era come un ingranaggio arrugginito fatto girare con riluttanza a mano. La fronte priva di rughe della ragazza era contratta per lo sforzo, mentre i pensieri si facevano faticosamente strada attraverso i canali chiusi. Non so quale confuso istinto materno si risvegliò, ma era evidente che aveva preso quel bambinone che si trovava ai suoi piedi sotto la sua ala protettrice. Dopo pochi minuti Hawson recuperò l'autocontrollo e fece le sue scuse imbarazzate alla vittima del suo assalto. I begli occhi scuri fissarono quelli di lui senza alcuna traccia di espressione e rendendosi conto di come stavano le cose, lui interruppe le sue scuse nel bel mezzo di una frase e ricambiò il suo sguardo. «Oh, bene», commentò più a se stesso che a lei. «Se non importa a voi, io di certo ve ne sono grato». E sedendosi ai suoi piedi si accese una sigaretta con mani tremanti. Da quel momento la coppia divenne inseparabile durante il giorno. Quella presenza passiva sembrava rappresentare per Hawson la compagnia di cui aveva bisogno. Lei gli dava una sensazione di protezione, inoltre ai suoi occhi non si sentiva mai ridicolo. Questa curiosa amicizia tra la ragazza apatica e l'uomo dall'intelligenza sveglia era fonte di grande divertimento per gli altri ospiti della casa di cura, e io stesso ero incline a considerarla come una di quelle strane amicizie che nascono tra i casi più assurdi all'interno di una casa di cura come la nostra, fino a che il mio collega, una sera, non mi poggiò la mano sulla spalla mentre i due stavano attraversando il prato in direzione della casa. «Chi è l'uomo con Mona Kiley?» chiese. «Hawson, naturalmente», risposi sorpreso dall'ovvietà della domanda. «Così lo chiamiamo adesso», replicò Taverner guardando attentamente la coppia, ma credo che un tempo rispondesse al nome di Giovanni Sigmundi. «Intendete?» esclamai. «Esattamente», rispose Taverner. La ruota ha fatto un giro completo. Mentre stava morendo per le torture inflittegli da coloro con cui lei lo aveva tradito, nell'agonia invocò il suo nome. Inutile dire che lei non arrivò. Ora che lui si trova nuovamente in agonia, una qualche strana legge mentale ha portato la richiesta di aiuto lungo gli antichi canali e lei ha risposto. Ha iniziato a pagare il suo debito. Se tutto andrà bene vedremo l'anima rientrare nel suo corpo e se questo succederà non si tratterà di un'anima insignificante. Avevo pensato che avremmo assistito alla storia romantica di due amanti che si ritrovano, ma presto mi resi conto che era più probabile che si verificasse una tragedia, almeno per uno di loro. Il giorno dopo la fidanzata di Hawson venne a fargli visita. La accompagnai nell'area del giardino in cui lui era solito trascorrere il suo tempo e lì assistei alla messa in scena di una patetica piccola tragicommedia. Come al solito Hawson era accanto a Mona Kiley, fumando una delle sue interminabili sigarette. Alla vista della sua fidanzata saltò in piedi. Anche Mona Kiley si alzò. Negli occhi della nuova venuta c'erano paura e diffidenza, forse dovuti alla sua mancanza di familiarità con i casi mentali, che a prima vista sono sempre angosciosi, ma negli occhi della nostra paziente c'era uno sguardo che potrei solo definire di disprezzo. Ci fu un lampo dell'astuta crudeltà dell'italiana del XV secolo e ipotizzai chi fosse la donna appena arrivata. Hawson, dimentico della presenza dell'altra donna, avanzò ansioso verso la sua fidanzata e la baciò. Per un momento pensai che avremmo assistito a una di quelle orribili esplosioni di malignità di cui sono capaci alcuni malati mentali, quando si verificò un cambiamento improvviso in Mona Kiley e vidi una cosa meravigliosa. Un'anima entrare e prendere possesso del proprio corpo. L'intelligenza si fece lentamente strada negli occhi vaghi, mentre la donna guardava la scena che si svolgeva di fronte a sé. Per un momento la questione rimase in sospeso. Si sarebbe precipitata in avanti per dividerli o si sarebbe fatta da parte? Dietro ai due amanti, dimentichi di tutto, mi preparai allo scatto, pronto ad afferrarla se necessario. Restammo fermi così, in attesa per un'eternità, mentre la mente inesperta si muoveva di malavoglia in quello sforzo inconsueto.
Poi la ragazza si allontanò lentamente. Si mosse sull'erba, silenziosa, senza che gli altri due la notassero, cercando riparo nel boschetto come un animale ferito cerca rifugio, ma i suoi movimenti non erano più quelli di membra prive di guida. Si muoveva come si muove una donna che ha camminato di fronte a re, come una donna che è stata colpita al cuore. La seguì mentre avanzava sotto gli alberi e le posi una mano sul braccio, pronunciando istintivamente parole di conforto, per quanto non mi aspettassi alcuna risposta. Lei volse verso di me gli occhi scuri pieni di lacrime, che brillavano di una orribile consapevolezza. Deve essere così. Disse in modo chiaro, perfetto, le prime parole mai pronunciate. Poi scostò il braccio dalla mia mano e proseguì da sola. Nei giorni che seguirono vedemmo l'anima entrare e uscire dal corpo. A volte avevamo con noi la ragazza debole di mente e a volte una di quelle donne che avevano fatto la storia. A parte il fatto che i suoi metodi di comunicazione si sviluppavano lentamente, era spesso in possesso delle sue facoltà. E che facoltà! Avevo letto delle eccezionali donne del Rinascimento e ora ne vedevo una. Poi, in certi momenti, quando la pena per la sua situazione diventava troppo pesante da sopportare, l'anima scivolava fuori per un po' e si riposava in uno di quei campi elisi che non conosciamo, lasciando noi la cura del corpo privo di intelligenza. Ma ogni volta ritornava rinvigorita. Con chi avesse parlato, che aiuto le fosse stato dato, non lo abbiamo mai saputo. Ma ogni volta affrontava l'agonia della reincarnazione e prendeva il suo fardello con rinnovato coraggio e consapevolezza. La debole mente appena risvegliata comprendeva Hawson perfettamente. Era in grado di seguire ogni suo cambiamento, ogni sua svolta, conscia o subconscia, e naturalmente era la migliore infermiera che avrebbe potuto avere. Alla mente, pervasa dal panico, non era più concesso irrompere, devastando ciò che aveva intorno nell'oscurità per l'orrore della morte. Istintivamente lei percepiva l'avvicinarsi degli incubi e porgendogli la mano riportava l'anima errante al sicuro. Protetta in questo modo dal logorio delle sue terribili esplosioni, la mente di Hawson iniziò a guarire. Giorno dopo giorno si avvicinava il momento in cui sarebbe stato pronto a lasciare la casa di cura e sposare la donna con cui era fidanzato e, con istintiva abilità e vigile cura, Mona Cayley accelerava l'approssimarsi di quel momento. Ho detto che se ne sarebbe andato e avrebbe sposato la donna con cui era fidanzato e non la donna che amava, perché in quel momento, se Mona Cayley avesse levato un dito, avrebbe potuto riportargli alla mente gli antichi ricordi e legare a sé Hawson. Questo lei lo sapeva bene e io che la tenevo sotto osservazione ne ero convinto. Una donna inconsapevole non avrebbe potuto aggirare simili insidie con altrettanta destrezza. La notte prima che lui partisse, lei ebbe una brutta ricaduta nella sua vecchia condizione. Per molte ore Taverner e io le restammo accanto mentre sembrava respirare a stento, tanto l'anima si era ritirata dal corpo. È rinchiusa nel suo subconscio e vaga tra i ricordi del passato, mi sussurrò Taverner mentre leggeri spasmi attraversavano il corpo immobile sul letto. Poi ci fu un cambiamento. Ah! Esclamò Taverner. È uscita adesso. Lentamente la lunga mano bianca, quella stessa mano che io avevo visto cambiare da molle e disgustosa a ferma e vigorosa, si sollevò e diede una serie di colpi al muro a fianco del letto, talmente forti da sbucciare le nocche di una mano qualsiasi. Sta chiedendo di entrare nella sua loggia, sussurrò Taverner. Pronuncerà la parola non appena i colpi saranno riconosciuti. Da un posto non precisato, in alto, vicino al soffitto, la sequenza di colpi fu ripetuta, quindi Taverner pose la sua mano sulla bocca della ragazza. Attraverso le dita che facevano da protezione giunse un suono smorzato che non riuscì a capire. «Otterrà quanto sta cercando», asserì Taverner, «e l'accesso a un livello elevato». Cosa accadde durante l'assemblea di quella strana loggia che si riuniva fuori dal corpo non ebbi modo di saperlo. Potevo vedere che Taverner, comunque grazie alle sue facoltà telepatiche, era in grado di seguire il rituale perché si univa alle risposte e agli omaggi. Quando la misteriosa cerimonia si concluse, vedemmo l'anima a noi nota come Mona Cayley lasciare i suoi fratelli e, livello dopo livello, ritornare cosciente. Sul suo viso c'era un'espressione di pace che non avevo mai visto prima di allora in una persona vivente, ma solo nel volto dei morti nel momento in cui andavano dritti verso la luce. «Ha raccolto le forze per il suo calvario», commentò Taverner, «e sarà davvero un calvario perché la fidanzata di Hawson è venuta a prenderlo in macchina». «Sarà saggio lasciare che Miss Cayley sia presente?» chiese.
Deve andare fino in fondo, rispose Taverner. È meglio rischiare di crollare che lasciarsi sfuggire un'opportunità. Era un uomo che non risparmiava mai ai suoi pazienti quando si trattava di risolvere un caso del destino. Dava meno peso alla morte di quanto la maggior parte delle persone non ne dia all'emigrazione e in effetti sembrava che la considerasse esattamente in quel modo. Una volta che si è avuta una percezione, per quanto vaga, del passato, si è certi del proprio futuro, pertanto si smette di avere paura della vita. Supponiamo che io faccia un pasticcio con un esperimento oggi, risolva il guaio, vada a letto, dorma e poi la mattina seguente, riposato, ricominci di nuovo. Una volta sicuro della reincarnazione è la stessa cosa con le proprie vite. Solo l'uomo che non crede all'immortalità dell'anima parla di una vita rovinata e di opportunità sfumate per sempre. Mona Cayley, Taverner e io eravamo sul gradino davanti alla porta d'ingresso per salutare Hawson quando la sua fidanzata arrivò a prenderlo. L'uomo ci ringraziò entrambi con evidente emozione per quello che avevamo fatto per lui, ma Taverner declinò ogni merito indicando la ragazza che aveva a fianco. «Io non vi ho dato che vitto e alloggio», rispose. «Ecco la vostra psicologa». Hawson prese la mano di Mona tra le sue. Lei rimase del tutto indifferente, ma non con la solita molla inerzia. Si trattava piuttosto dell'immobilità della tensione estrema. «Povera piccola Mona», mormorò, «state molto meglio di quanto non siate stata mai. Continuate a migliorare e un giorno di questi sarete una ragazza vera e propria e potrete divertirvi». E la baciò delicatamente come si bacia un bimbo. Non posso dire quali ricordi risvegliò quel bacio, ma lo vidi cambiare colore e guardarla attentamente. Se un barlume di risposta avesse acceso quegli occhi scuri, il vecchio amore sarebbe tornato. Ma non ci fu alcun cambiamento nell'espressione, simile a quella di una maschera, della donna che stava pagando il suo debito. Hawson rabbrividì. Forse qualche alito di vento freddo proveniente dalle prigioni delle torture lo aveva sfiorato. Salì sull'automobile a fianco della donna che stava per sposare e partì. «Come andrà a finire il matrimonio?» chiesi quando i rumori dell'automobile si spensero in lontananza. «Come molti altri in cui solo le emozioni si corrispondono, si ameranno per un anno, poi arriverà il disincanto e dopo essere passati da varie crisi ed essere rimasti insieme per il timore di ciò che penserà la gente, si adatteranno alla reciproca tolleranza che passa per un matrimonio riuscito. Ma quando morirà si ricorderà di Mona Cayley e andrà a cercarla e non appena attraversata la soglia lei lo reclamerà perché avranno riparato al danno fatto e la strada sarà spianata». Si è concluso qui il racconto L'anima che non avrebbe voluto nascere. Proseguiremo la prossima volta col quinto racconto, vi preannuncio che si intitola I papaveri profumati. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e come avete visto questo racconto parlava di reincarnazione e di come possano veramente influenzare e creare e generare dei karma che possono essere pagati anche a distanza di parecchie vite. Io vi ringrazio e vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e di tornare a trovarmi qui sul mio canale. Grazie a tutti e a presto.